Ennesimo incidente lungo la Romea all'altezza di Codevigo. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita il motociclista Andrea Favaro di 34 anni. La tragedia sulla Gordina: si terranno mercoledì alle 11 a Spinea, nella chiesa di San Vito e Modesto, i funerali di Roberto Pensu, il cavaliere di San Marco, morto dopo essere stato travolto lungo la galleria. I lavoratori della Fenice nuovamente in agitazione. Motivo della discordia sono le gravi criticità emerse in merito all'organizzazione del concerto dell'orchestra e del coro in programma il 5 luglio a San Marco. 117 metri di striscione srotolati in riva Sette Martiri per protestare contro l'arrivo a Venezia dello yacht dell'ambasciatore statunitense Fertitta, atteso nel giorno del Redentore. Case della comunità, l'Ulstra e Serenissima ha tracciato il punto, ultimati i lavori e le nuove strutture, alcune delle quali già operative, saranno attivate entro poche settimane. Prime indiscrezioni sulle star in arrivo a Venezia all'83esima mostra del cinema. Si preannuncia un lungo elenco di grandi ospiti. Il 23 luglio la presentazione del programma. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia del telegiornale di Antenna 3. Tragedia nel pomeriggio lungo la statale Romea, dove un motociclista 34enne di Mira ha perso la vita nello scontro con un'auto. Ennesima tragedia lungo le strade. A perdere la vita lungo la Romea il centauro Andrea Favaro, 34 anni, residente a Mira. Lo schianto verso le 15:30 a Rosara di Codevigo, nel Padovano, quando il motociclista si è scontrato con un'auto. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Pieve di Sacco con i sanitari del SUEM, che hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso del motociclista. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto, disagi alla viabilità andata letteralmente in tilt. I mezzi incolonnati sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Saranno celebrati la settimana prossima a Spinea i funerali di Roberto Pensu, il 79enne vicepresidente dei Cavalieri di San Marco, che ieri ha perso la vita sulla Gordina. L'ultimo saluto a Roberto Penso, 79 anni, si terrà mercoledì 8 luglio alle 11 a Spinea, nella chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto. Nel frattempo proseguono le indagini degli inquirenti per capire l'esatta dinamica della tragedia, nel corso della quale il pensionato, da tempo residente a Spinea ma originario della Giudecca a Venezia, ha perso la vita mentre in auto con la moglie nella galleria sulla Gordina è sceso a piedi un attimo per recuperare lo specchietto caduto nell'impatto con il guardrail, quando è stato inesorabilmente travolto da un'auto condotta da un 66enne di Mogliano Veneto, molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno nel sociale da oltre 30 anni con i Cavalieri di San Marco, associazione di cui ricopriva il doppio incarico di vicepresidente e tesoriere. Lo shock e lo sconforto degli altri insigniti. Ci ha lasciato un cavaliere, una persona squisita, buona e sempre disponibile con tutti, e voleva essere sempre in prima fila appunto nelle processioni o nelle manifestazioni dove ci rappresentavamo come Cavalieri di San Marco. E dispiace, sicuramente ha lasciato un vuoto non solo sulla famiglia ma su tutti noi. E io voglio fare le condoglianze alla famiglia a nome di tutti i Cavalieri di San Marco. Il ricordo commosso e affettuoso di chi conosceva bene il pensionato e con cui proprio da qui, dal sagrato della chiesa di Borbiago di Mira, ha preso parte a tante manifestazioni votive come Cavalieri di San Marco per fini benefici, sociali e religiosi. Ha avuto delle belle avventure con Roberto Penso, anzi era il nostro vicepresidente, quindi ha lasciato un vuoto non solo penso alla famiglia ma tutta la Riviera, e penso che questa è una persona che non si può dimenticare. Dispiace perché ha lasciato veramente un vuoto su tutti noi. Alle esequie si prevede arriveranno i cavalieri da tutta Italia e anche dall'estero, con presenze già confermate, in particolare dall'Austria, Francia e New York, dove soltanto 2 anni fa i Cavalieri di San Marco si erano recati per salutare le comunità italiane delle associazioni locali.
Venezia piange il professor Saverio Simi De Burgis, docente, storico e critico d'arte. Aveva 67 anni, insegnava storia dell'arte contemporanea e storia e metodologia della critica d'arte all'Accademia di Belle Arti di Venezia. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo accademico e culturale della città, dove per decenni è stata una figura di riferimento nell'insegnamento e nella promozione delle arti contemporanee. I lavoratori del Teatro La Fenice hanno indetto una nuova protesta a poche ore dal concerto a San Marco dedicato alle musiche di Ennio Morricone, un'azione per rivendicare attenzione su alcune questioni organizzative interne, ma sullo sfondo ci sono anche i costi di realizzazione del palco in piazza. Dopo il caso di Beatrice Venezi, per mesi al centro di un aspro confronto tra teatro e lavoratori, gli orchestrali e i dipendenti della Fondazione Gran Teatro La Fenice di Venezia hanno indetto un nuovo stato di agitazione, una protesta per ora più morbida delle precedenti, ma comunque eclatante, a poche ore dell'esibizione di orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice per l'omaggio a Ennio Morricone, appuntamento di grande eco mediatica. Lo ha deciso l'Assemblea Generale dei Lavoratori con il 100% dei consensi e dei voti favorevoli, nessuno astenuto o voto contrario. Come già negli anni scorsi, la direzione della Fondazione ha comunicato di non poter erogare alcun incentivo economico ai dipendenti per l'esibizione a San Marco, stessa scelta degli anni scorsi, e poi c'è la realizzazione e i costi del palco in capo alla Fenice, anche questo come negli anni scorsi, e altri punti interni. Riteniamo sia inaccettabile e condanniamo severamente il tentativo di far ricadere le perdite economiche derivanti dalla revoca di alcuni concerti in Piazza San Marco, cose che possono accadere e abbiamo visto che sono successe, sul bilancio del teatro. È intollerabile che i costi di scelte gestionali o imprevisti organizzativi devono essere messi a carico della struttura, con, attenzione, il reale e grave rischio che a pagare il conto finale siano proprio i lavoratori e le lavoratrici. Queste le parole di Alberto Cancian per Monica Sambo, vicepresidente della Commissione Cultura in Consiglio regionale del Veneto e rappresentante del PD. Il Comune non sarebbe legittimato a usare la Fenice come suo bancomat per coprire le spese degli eventi che organizza. Duro l'attacco anche di Marco Trentin, musicista dell'orchestra e rappresentante dei lavoratori. Purtroppo quest'anno, a seguito dell'annullamento di uno dei concerti e venendo a mancare gli incassi, la Fondazione si sta ritrovando in una situazione di sbilancio di circa 200.000 euro proprio a causa dei mancati incassi. Ovviamente le rappresentanze sindacali denunciano una mala gestione sostanzialmente dell'amministrazione Brugnaro e dell'amministrazione del Teatro La Fenice, che ha a sua volta accettato un accordo in perdita. Omicidio Tarn. L'ex vigile Riccardo Salvagno e l'amico Andrea Vescovo sapevano cosa stavano facendo la notte tra il 30 e il 31 dicembre quando hanno sparato a sangue freddo al barman di 25 anni nella campagna di Malcontenta, e questo nonostante la droga assunta. E la conclusione della perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari. Sul risultato però si profila uno scontro tra le parti, visto che i risultati sono stati depositati solo lunedì pomeriggio, senza quindi il tempo necessario ai consulenti di parte di esaminarla a dovere. E adesso il nostro reportage lungo via Piave a Mestre, il giorno dopo il blitz interforze alto impatto. A farci da guida Giovanna Luzzi, residente che da tempo e con coraggio denuncia il degrado dell'area. La siringa appena usata è ancora con il sangue fresco del buco fatto di recente. Poco più in là, accanto ai San Pietrini divelti, abbandonata lungo il marciapiede, polverina bianca sparsa ovunque. Tutt'attorno una quantità incredibile di fazzoletti e garze disinfettanti impregnate, anch'esse di sangue, e lasciate dove la gente passeggia in mezzo a cumuli di spazzatura, nell'incuria di un degrado dove è normale trovare carte e scontrini intrisi sempre di sangue e una scarpa con il mozzicone di sigaretta usato per il consumo di crack. Vedi, una a fianco lì. Questa è un altro capoccio. Chi cerca trova.
Mestre, via Piave e dintorni. Siamo tornati tra le vie Podgore e Monte Sabotino, cioè lungo l'area dello spaccio e del consumo di droga, proprio poche ore dopo l'operazione Interforze Alto Impatto. A farci da guida la passionaria Giovanna Luzzi, più volte già minacciata di morte da spacciatori e criminali che hanno fatto di questa parte della città la loro zona franca. Bisogna limitare l'apertura dei cosiddetti negozi paccottiglia, ci dice. Come fare? Cominciare a proibire comunque l'apertura di locali etnici e basta, su una via che storicamente aveva le boutique. Noi avevamo tutte boutique nazionali, cioè cerchiamo di evitare ristoranti uno dopo l'altro. Racconta mentre sorprende questa tossicodipendente con tra le mani il cucchiaino pronto nell'intento di iniettarsi una dose. La sua reazione è incredibile. Non vi vogliamo più. Vai. Veloce. No, dai, non mi interessa, sono molto veloce, fa meno di drogarti. Fa meno di drogarti. Sì, no, avevi il cucchiaino per qualcosa. Sì, ma per mangiare. Avevi il cucchiaino per mangiare lo zucchero. Dai, cammina, vai. Qui è normale camminare e vedere cumuli di siringhe gettate a terra e purtroppo è diventato inusuale il coraggio e la determinazione con cui questa residente affronta ogni santo giorno da sola pusher e tossicodipendenti. E oltretutto di notte ormai è costante, tutte le notti tu senti urli, gente che si lancia oggetti, proprio sembra una televisione in diretta, quindi la situazione è veramente grave. Sono molto aggressivi tutti, sia i pusher che i tossici, e se tu cerchi di mandarli via loro si ribellano, quindi adesso hanno una grinta molto più, a un livello molto più alto di un anno fa, 2 anni fa. Sono molto pericolosi. Srotolato a Venezia uno striscione lungo 117 metri contro l'arrivo del mega yacht dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta, previsto per la festa del Redentore. 117 metri è la lunghezza dello striscione srotolato lungo Riva Sette Martiri in segno di protesta per l'arrivo a Venezia dello yacht dell'ambasciatore statunitense in Italia Fertitta, atteso per il Redentore. La lunghezza dello striscione richiama proprio quella dell'imbarcazione dell'ambasciatore. Noi a tutto questo ci opponiamo perché non pensiamo che ci sia nulla da festeggiare in una relazione tra uno Stato con uno Stato che supporta un genocidio in atto e che appunto con arroganza si prende uno spazio della città che tra l'altro è dei veneziani, soprattutto durante la festa del Redentore. L'iniziativa è stata promossa dal comitato Venezia non si usa, che ha annunciato una manifestazione per venerdì 17 luglio alle 18 in campo San Zaccaria. Abbiamo lanciato questa iniziativa il giorno del 4 luglio perché appunto è l'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'ambasciatore di Trump l'altro giorno ha festeggiato i valori americani a Roma ed è questo che vuole fare quando verrà il 17 di luglio qui a Venezia, e noi questi valori americani non li riconosciamo, non abbiamo niente a che vedere con questi valori. Quello che conosciamo delle politiche degli Stati Uniti sono bombardamenti e politiche autoritarie, quindi per questo noi il 17 luglio ci mobiliteremo e andremo a puntare allo yacht di questo ambasciatore, questo gesto d'arroganza nei confronti della nostra città. 117 metri sono veramente troppo, ed è troppa l'arroganza di questi multimiliardari con uno strapotere che appunto pensano di poter fare quello che vogliono. Altro giro di vite della polizia locale sul rispetto delle regole per l'occupazione del suolo pubblico a Venezia. Durante un controllo mirato in fondamenta Sant'Eufemia alla Giudecca sono state emesse 13 diffide e 3 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata apposizione dei contrassegni previsti per delimitare le aree concesse. Le violazioni contestate riguardano in particolare l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di impianti pubblicitari senza la necessaria concessione o autorizzazione comunale, in violazione dell'articolo 5 del regolamento canone unico patrimoniale. Dagli accertamenti è emersa anche l'assenza in diversi casi del preventivo di nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per quanto riguarda le installazioni dei locali.
E la città di Venezia promette di essere inflessibile nei confronti di tutti coloro che cercano di ottenere dei vantaggi di visibilità, trattando Venezia con poco rispetto. Insomma, un giro di vite sul turismo cafone in laguna. I vigili della polizia locale di Venezia hanno accompagnato addirittura fino al treno, accertandosi che salisse a bordo, il 18enne emiliano di origine cinese salito sopra il tetto di un battello impegnato nel servizio pubblico di navigazione a Venezia. Il giovane evidentemente voleva fare un video e ottenere visibilità, ma la città non ci sta. Gli agenti lo hanno fermato, multato con una sanzione e denunciato a piede libero. Tra le varie ipotesi di reato contestate c'è anche quella di grave di interruzione a pubblico servizio. Nei confronti del turista è stato elevato anche un DASPO con divieto di tornare a Venezia, ma per sole 24 ore. Domani, quindi, teoricamente la stessa persona potrebbe essere di nuovo in laguna, ma questo prevedono le attuali normative che non permettono di fare di più al momento. Ma la città si indigna questi comportamenti pericolosi per sé e per gli altri e invoca la linea dura. Così al telefono l'assessore Michele Zuin. Dimostra ancora una volta come Venezia venga usata, proprio usata da alcuni personaggi come un palcoscenico per fare video da poi mettere su TikTok o altre caffonate e bravate che effettivamente fanno solo male a Venezia. Io non capisco come queste persone non si rendano conto della dignità di questa città, del fatto che è la città più bella del mondo e che va tutelata, che va preservata, e invece viene utilizzata in questo modo spregevole da questi ragazzi e da altri per fare video e da poi postare sui social. Questa è una cosa che deve finire e come amministrazione siamo del tutto intenzionati a cercare di evitare il più possibile e saremo inflessibili verso tutti coloro che si comportano male nella nostra città. Case della Comunità, Lustra e Serenissima, ha tracciato il punto, ultimati i lavori, le nuove strutture, alcune delle quali già operative, saranno attivate entro poche settimane. Terminati i cantieri, qualche aggiustamento finale, anche le 13 case della comunità dell'Ustre e Serenissima sono pronte a divenire nuovi poli cruciali della sanità territoriale, luoghi dell'assistenza di prossimità vicina alle persone come annunciato dalla Regione. Non è una sostituzione delle attività che vengono oggi realizzate negli studi dei medici in medicina generale, ma un'integrazione, un'offerta ulteriore di un'apertura di un luogo certo dal lunedì almeno al venerdì dalle 8 alle 20 che integra l'offerta dei medici di medicina generale. Questa è una delle grandi novità. Inoltre nella casa di comunità, soprattutto per alcune patologie particolari legate alla fragilità e alla cronicità come ai percorsi per quanto riguarda il diabete, lo scompenso o la BPCO, si attiveranno dei percorsi congiunti con gli specialisti ambulatoriali appunto per avvicinare il luogo di cura di questi pazienti al proprio domicilio. L'accesso avviene attraverso il nuovo servizio 116-117 che può essere il miglior navigatore per orientare le richieste dei cittadini. Ciò non toglie che comunque, essendo un luogo dedicato alla cura, l'accesso è assolutamente libero. Sono stati investiti 35 milioni di euro, 16 dei quali sono fondi del PNRR. Le 13 case della comunità del territorio sono suddivise nei 4 distretti di competenza dell'azienda sanitaria, con Marghera tra i più grandi del Veneto. Sicuramente risponderà ai bisogni dei cittadini, di una popolazione anche molto giovane, anche ovviamente di etnie diverse, quindi il lavoro sarà ancora più, particolare, perché dovremo coinvolgere anche chi abita il nostro territorio, chi abita qua ormai, che risiede nel nostro territorio, a capire quali sono i percorsi giusti, corretti da fare, ed questo è un lavoro che stiamo già in parte facendo, ma che continueremo a fare anche rispetto a questa struttura che è veramente molto bella e che nelle prossime settimane verrà svelata nella sua completezza. Un ruolo importante nelle case della comunità lo avranno anche i medici di medicina generale che hanno sottoscritto un accordo con la Regione che fissi regole e impegni. Il tempo da dedicare, il
con quali diciamo, ruolo, e anche si intende ovviamente l'attività diurna, sempre dalle 8 alle 20, e l'attività che verrà svolta specificatamente la collaborazione con gli specialisti, la dotazione strumentale, una carta condivisa che rassicuri ovviamente i medici in quello che si troveranno poi a svolgere da qui insomma ai prossimi mesi. Riceverà presto l'encomio dell'amministrazione comunale la studentessa ventenne di Chioggia, che l'altro giorno ha restituito in commissariato un portafogli trovato per strada contenente 1.950 euro in contanti insieme ai documenti del proprietario. Il sindaco attende di conoscerla per potersi congratulare con lei per il gesto di grande integrità morale e civica. Prime indiscrezioni sulle star in arrivo a Venezia. All'83esima mostra del cinema si preannuncia un lungo elenco di grandi ospiti. La presentazione ufficiale il 23 luglio. Ci sarà sicuramente il regista Luca Guadagnino ancora a Venezia e al Lido per la gioia dei suoi fans. Le prime indiscrezioni poi portano direttamente alla grande star americana Brad Pitt e forse a Nanni Moretti. Comunque l'elenco dei grandi ospiti in arrivo in laguna, che sta mettendo a punto il direttore del festival Alberto Barbera, sarà lungo. In attesa degli annunci ufficiali sui Leoni d'Oro alla carriera, sulla conduttrice dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ancora manca, si moltiplicano le indiscrezioni, in vista soprattutto della presentazione ufficiale del programma prevista per il prossimo 23 luglio. È già stato annunciato invece l'omaggio al regista veneziano Tinto Brass, 93enne genio anticonformista del cinema italiano, che sarà protagonista, con il cuore in gola, della serata di preapertura martedì 1 settembre in Sala d'Arsena. Nel 2009, alla 66esima edizione della mostra, la Biennale, con l'allora direttore del festival Marco Muller, aveva già reso un importante palcoscenico a Tinto con la proiezione del suo nuovo film Hotel Courbet e la sceneggiatura del lidense Piero Fontana, molto apprezzata, come vediamo in queste preziose immagini d'archivio inedite che ci ha concesso proprio Fontana. Alberto Barbera, per la prossima edizione, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre prossimi, sta lavorando a grandi colpi da maestro. Ci presenta la presidente di giuria che avete già annunciato, mi pare. Maggie Gyllenhaal, molti di voi la conosceranno perché è stata a Venezia in concorso con il suo primo film qualche anno fa. Quest'anno ha fatto un film molto ambizioso, molto coraggioso, che forse non ha avuto il risultato sperato, ispirato alla moglie di Frankenstein. È una donna appassionata, generosissima, curiosa, molto simpatica, caratteristiche che fanno sì che io penso possa essere un'ottima presidente di giuria. Ultimissima cosa che chiedo, quando saranno i prossimi annunci più o meno e quando ci aspetteremo? Sai, da qui sulla madrina. Allora, il programma del festival verrà annunciato il 23 di luglio. Da qui alla metà di luglio conto di riuscire a, come dire, annunciare tutto il resto, cioè annunciare chi sarà la conduttrice o il conduttore delle serate di apertura e di chiusura, i Leoni d'Oro alla carriera, il film di apertura. La mostra del cinema si conclude questa edizione del Telegiornale di Venezia. Grazie per averci seguito, arrivederci.